Guido Veneziano è al vostro fianco per accompagnarvi per Venezia. Indicazioni per ottimizzare il vostro tempo in città, suggerimenti pratici per non perdere la bussola o per scansare le trappole che una città strana e complessa come Venezia potrebbe riservarvi. Arrivare a Venezia Tronchetto. Dal Tronchetto arrivare a Piazzale Roma. Siamo al secondo appuntamento di questa prima serie che ho deciso durerà 10 episodi. Se volete continuare a seguirmi, iscrivetevi al mio canale. Ogni lunedì farò uscire un episodio per risolvere i vostri dubbi e darvi informazioni utili. Il Tronchetto o Isola Nuova è un'isola artificiale della laguna di Venezia, posta all'estremità occidentale della città, a questa collegata con dei ponti. È un terminal che voi vedete arrivando dal Ponte della Libertà. Sulla destra vedrete un'isola piuttosto grande, vedrete che ci sono delle costruzioni e questa isola è il Tronchetto, è un terminal. Qui sono possibili diverse azioni per iniziare a visitare Venezia. Se arrivate in macchina alla fine del Ponte della Libertà, il ponte che collega la terraferma con Venezia, tenete la destra. Al semaforo dovrete scendere la rampa a destra, ci sono le indicazioni Tronchetto o ferry boat, oppure ci sono le indicazioni per le navi e perciò per le grandi compagnie marittime. Appena scesi dalla rampa girate ancora a destra. Mediante un ponte arriverete all'isola del Tronchetto. Come punto di riferimento potete vedere il grande comando operativo della polizia urbana sulla destra. Subito dopo troverete l'entrata per le automobili del grande garage, dove potete lasciare l'auto anche per più giorni. Non ci sono alternative o altri garage sull'isola del Tronchetto. Se volete lasciare l'automobile qui dovete farlo entrando in questo garage. Essendo molto spazioso è raro non trovare posto, ma ciò può succedere, soprattutto nei periodi più turistici o per le più importanti manifestazioni cittadine. Ad esempio, durante la giornata della festa del Redentore, molto spesso il parcheggio risulta anche qui impraticabile. Lasciare l'auto costa circa 22 euro al giorno. C'è la possibilità di pagare a ora, ma solo per le prime 3 ore di sosta, che costano circa 11 euro. Attenzione, fate molta attenzione, perché se andate a ritirare l'automobile anche dopo un solo minuto, dopo le prime 24 ore, la tariffa è doppia, perciò dovrete pagare 44 euro. Il pagamento viene effettuato solo al ritiro dell'auto e può essere fatto in modo automatico mediante delle casse elettroniche poste all'ingresso. Lo dico come nota, ma la situazione degli spazi disponibili per i grandi parcheggi in Piazzale Roma e al Tronchetto sono monitorati in tempo reale e la situazione viene comunicata agli automobilisti tramite alcuni grandi display posti in alto sulla carreggiata stradale prima di imboccare il Ponte della Libertà. Perciò occhio, fate attenzione. L'alternativa, nel caso non ci fosse posto, è obbligatoriamente quella di ritornare indietro una volta giunti a Piazzale Roma o al Tronchetto, ripercorrendo i 4 km circa del Ponte della Libertà. Perciò, se vedete che il display indica tutti i parcheggi di Venezia e Tronchetto occupati, non c'è niente da fare, dovete lasciare la macchina in terraferma. Ho dato delle indicazioni a questo proposito durante il nostro primo episodio. Dal Tronchetto è possibile raggiungere Piazzale Roma via acqua, prendendo un vaporetto, cioè un mezzo di trasporto pubblico. Dal Tronchetto partono alcuni vaporetti effettivamente che ci permettono di raggiungere agevolmente i luoghi più importanti di Venezia. Nel caso si voglia optare
per il vaporetto, è bene capire che biglietto fare e perciò rimando a un episodio apposito, probabilmente il prossimo, in cui appunto parlerò dei biglietti, delle tipologie di biglietti disponibili. Perciò restate sintonizzati. Dal Tronchetto è possibile raggiungere Piazzale Roma anche a piedi, ma non ve lo consiglio perché la passeggiata risulta piuttosto lunga, sono circa 40 minuti e in mezzo al traffico. Il Tronchetto ci permette di raggiungere agevolmente, e anche su questo dedicherò un episodio, di raggiungere agevolmente anche il Lido di Venezia prendendo il ferry boat, di cui si può usufruire anche come semplici pedoni e a un prezzo ragionevole. Al Tronchetto troverete sicuramente intromettitori o persone che vi offriranno passaggi su lancioni, cioè su barche turistiche, o che vi vorranno vendere qualcosa. Il mio consiglio è di non improvvisare. Anche per quanto riguarda i souvenir, forse è il caso di attendere e di acquistare a ragion veduta, ma magari anche su questo, sui souvenir, potrò fare un episodio apposito. In tutti i casi noi decidiamo di voler arrivare a Venezia Piazzale Roma e decidiamo di usufruire di un servizio diverso rispetto ai piedi e diverso rispetto ai battelli al trasporto pubblico acqueo. Decidiamo di servirci del People Mover, che è un trenino che collega il Tronchetto con Piazzale Roma con molta facilità e velocità. Si può raggiungere Venezia Piazzale Roma infatti con questo trenino sopraelevato che si chiama People Mover, che è a conduzione remota, nel senso che è tutto automatizzato e non c'è conducente. Il People Mover funziona solo di giorno, le corse smettono intorno alle 20 o poco dopo a seconda della stagione invernale o estiva, e perciò è bene consultare il sito web o l'applicazione del trasporto pubblico locale di cui abbiamo già parlato nel primo episodio e che si può scaricare sullo smartphone. L'applicazione, ripeto, si chiama AVM Venezia Official App. L'uso del People Mover, che ha corse continue e frequenti, ha un costo di €1,50 ed è possibile fare il biglietto anche servendosi delle apposite casse automatiche posizionate prima dell'ingresso. Attenzione, perché se il biglietto è stato fatto mediante l'app su smartphone è necessario aprire il cancelletto mostrando il QR code del nostro biglietto digitale all'obliteratrice, mostrando, per così dire, lo schermo del nostro telefono alla speciale telecamera posta sulla parte bassa, cioè sul fondo dell'obliteratrice stessa. Questo trucco serve sempre ogni qualvolta dovremo azionare i cancelletti anche in altre zone o fermate del servizio pubblico di trasporto. Non è necessaria invece talvolta nel trasporto pubblico acqueo oppure nei mezzi del servizio pubblico automobilistico. Se non funziona immediatamente la lettura del QR code e il cancelletto rimane chiuso, bisogna provare la seguente procedura. Per permettere all'obliteratrice di riconoscere il QR code viene raccomandato di disabilitare la luminosità automatica dello schermo e impostare la stessa al massimo della sua intensità. Mantenere il dispositivo fermo in posizione orizzontale, evitando rotazioni, assicurarsi che lo schermo sia integro, cioè privo di crepe e pulito, e poi scrollare manualmente sullo schermo il codice QR verso il bordo superiore del telefono per permettere l'allineamento tra lettore e codice QR. Una volta entrati nel trenino del People Mover, il viaggio sarà molto breve, durerà circa 10-12 minuti.
e prevede il tragitto solo una fermata intermedia alla stazione Tronchetto Marittima, che però non ci riguarda. Voi dovete scendere a Piazzale Roma. Qui vi aspetta la città, con le sue bellezze, ma anche con i suoi piccoli pericoli. Continuate a seguirmi che vi accompagno e non dimenticate un like.